Allora, prima di dare la parola nuovamente ai nostri ospiti, vediamo anche questo servizio perché riguarda proprio la Regione Veneto, dovevamo vederlo anche prima, siamo proprio nell'ambito del nostro territorio, quindi vediamo il contributo. In Veneto il lavoro più pericoloso è quello dell'agricoltore. Lo rileva una ricerca della CISL regionale secondo cui il 38% degli infortuni mortali avviene nei campi. Al secondo posto c'è il settore delle costruzioni e infine la metalmeccanica. L'anno scorso in regione sono morte sul lavoro 49 persone, nei primi 4 mesi di quest'anno sono già 18 e se continua così il 2018 sarà l'anno peggiore dal 2011. Il dossier mette in rilievo in particolare la situazione del settore agricolo dove il tasso di infortuni, mortali e non, per il sindacato è elevatissimo in proporzione al numero di lavoratori del settore. Sempre alto anche il numero degli infortuni fra gli artigiani, il 30%. Nel sistema della sicurezza per la CISL vanno inglobate le ditte degli appalti, in particolare nei cantieri. Dal punto di vista territoriale, nei 7 anni presi in esame la maglia nera spetta a Vicenza con 63 infortuni mortali, seguita da Verona e Treviso con 59. L'incidenza dei casi avvenuti in agricoltura è particolarmente rilevante nel Veronese, 30 casi, la metà del totale. Senatore. Ci serviva questo servizio perché un po' coronava Sono quanto dati diceva. preoccupanti e io mi preoccupo di capirli. Cioè, questo aumento da cosa è dovuto? Un più 18% leggevo nei primi mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno. 18 decessi. 18 decessi. No, in una relazione, credo proprio sia di fonte sindacale, leggevo più 18% nei primi, fino a metà aprile, rispetto al precedente anno, stesso periodo. Sì. Quindi abbiamo avuto un inizio d'anno drammatico da questo punto di vista. O dobbiamo pensare che nell'arco di un'annata queste fluttuazioni siano fluttuazioni statistiche e che prendendo un periodo più ampio questo dato poi viene compensato, oppure noi dobbiamo capire che cosa è successo. Quali sono i fattori di novità che sono intervenuti a livello economico, a livello autorizzativo, a livello dei controlli, che cosa è saltato? Perché altrimenti rischiamo in qualche maniera di affermare degli slogan o di utilizzare schemi preconcetti quando magari sta accadendo qualche cosa che ha una spiegazione molto precisa. Per questo io raccomandavo una lettura per andare a vedere quali settori, in quale fascia di età, il fatto che ci sia un rialzo più 3,4% nei ragazzi sotto i 19 anni e più 5% tra gli anziani mi capire che ai ragazzi manca conoscenza e probabilmente abbiamo delle persone trattenute a lavorare oltre un limite fisiologico. E allora mi chiedo perché dobbiamo avere delle persone che si sfiniscono al lavoro perché una legge Fornero non viene toccata come dovrebbe e dei giovani che si sfiniscono di inattività con il rischio poi di accettare un lavoro purché sia e finiscono poi ad avere gli stessi problemi dei loro nonni. Ecco, noi abbiamo bisogno di restringere probabilmente la fascia attiva, l'età produttiva, garantendo poi gli adeguati contrappesi sul piano previdenziale e redistributivo dei redditi, in modo che si abbia più formazione, più scuola, più ragazzi che si laureano o sviluppano competenze tecniche specialistiche a supporto delle lavorazioni e delle filiere dell'industria 4.0 e i loro genitori o i loro nonni che possono andare in pensione o recuperati in ruoli diversi, proprio magari nella formazione ai giovani o in altre situazioni, diciamo, che diano una maggior flessibilità in uscita, perché oggi noi abbiamo, mi pare di poter dire da questi dati, una situazione assurda, insostenibile, controproducente, anche se volessimo rimanere, ribadisco, sul piano cinico delle valutazioni economiche. E come diceva all'inizio, un costo economico rilevantissimo, tra l'altro per la sanità anche. Io volevo dire solo due cose. Se me ne scuso con tutti, può darsi che sia definito saccente ciò che dico io. Bisogna introdurre qualche novità. Basta questa storia della partecipazione. Io vengo fuori dall'esperienza del CIV e dell'INAIL. Noi abbiamo finanziato la
agricoltura perché cambi tutti, il Cividrina sarebbe l'organismo delle parti sociali, abbiamo finanziato 1,5 miliardi negli ultimi 5 anni. Per l'agricoltura si è finanziato il ricambio totale dei trattori vecchi che sono obsoleti di 50 anni. Ma sono stati cambiati? Non lo so, hanno fatto richiesta, magari se la tengono lo stesso e lo usano lo stesso, perché c'è un ragionamento gretto di un determinato tipo di imprenditorialità. Primo discorso. Secondo discorso, ho finito. Questa è cultura. La vogliamo introdurre questa roba qui? Se il costo del lavoro costa poco perché ci sono quelle concorrenze, bisogna introdurre il reddito di cittadinanza. Io non sono un ruffiano, non sono un ruffiano, ma lo volete capire o no? Se no, è vero che c'è l'orafo che è il collaboratore, ma quelli che lavorano all'Amazon col furgone in appalto, quelli non sono lavoratori autonomi, anche se sono una partita IVA. Sono a cottimo mascherato. Sono a cottimo mascherato. E quindi abbiamo sono a cottimo mascherato 1000 altre persone che lavorano nelle cooperative. E bisogna anche dire che è ora di finirla con le false cooperative. Se noi non abbiamo questo coraggio, la battaglia sulla sicurezza, ve lo dico io, è già scritta, che tu potrai riversare quello che vuoi, ma con i furbi è difficile averla vinta, a meno che tu non hai uno Stato forte, una regione forte, le parti sociali forti, che siano precisi sulle cose dove andare, insomma. Avvocato, non so, Quindi lei di cittadinanza, scusa, su questa questione, vorrei capirlo, no? Cioè noi abbiamo detto che c'è un sistema di controllo che non funziona. Ci sono delle sanzioni, lo diceva l'avvocato prima, che probabilmente nel corso degli anni non vengono, come dire, rispettate, non vengono eseguite. Se accanto a questo mettiamo il fatto che noi abbiamo un aumento verticale, l'80% dei contratti che vengono fatti in questi mesi sono contratti a termine. Un lavoratore cambia 4-5 volte impresa. E questo è un dato, vuol dire, esplosivo. Per cui è chiaro che sarà ancora un aumento di infortuni magari ancora mortali, se non mettiamo, come dire, un freno a questa cosa. E il freno a questa cosa io conosco, per quello che posso sapere, soltanto una questione. Aumentare le relazioni sindacali, aumentare il rapporto bilaterale tra lavoratori e imprenditori e trovare insieme delle condizioni di informazione e formazione magari sull'impresa, sull'azienda o sul territorio come stiamo facendo, per fare in modo che uno sia informato di quello che fa. Certo, spesso volentieri c'è sottovalutazione su questa cosa e non è un caso che ci siano i soldi, bene i soldi che vengono da lì, la linea ha messo in campo un progetto 2020 per affrontare questa questione importante e questo va sviluppato, ci servono le risorse su questo, ma bisogna che poi tutto il sistema funziona ed è questo che stiamo sostanzialmente dicendo, il sistema non funziona ed è per questo che c'è la necessità di avviare un processo, come dire, culturale per tutti, noi per primi, insomma, sulla sicurezza, sulla salute, sul posto di lavoro. Chiarissimo. Siamo in chiusura, battute chiusura, la domanda senatore, era avvocato. Che c'entra il reddito di cittadinanza? Mi permetto, se crede, di rispondere io, perché noi siamo forti sostenitori di questa misura ed è stata richiamata anche non più tardi di ieri come uno degli elementi centrali. Si è parlato prima del ricatto occupazionale e del fatto che, lo diceva prima Presidente Bianchini. Sì, che ne trovo 100 come te, o così o niente. Allora, se io so che nella mia azienda non si persegue la sicurezza, che mi si dice la tal protezione, la schermatura, i dispositivi antinfortunistici, ma mi rallentano il lavoro e devo fare tot pezzi all'ora, quindi se non fai tot pezzi all'ora prendo un altro, e ti portano a essere tu spontaneamente a rinunciare, beh, io posso dire, se ho un reddito di cittadinanza, non per questo io mi licenzio,
però posso avere il coraggio di denunciare questa cosa all'ispettorato del lavoro, agli organi competenti e dire c'è qualcosa che non va e se mi lasciano a casa, beh, non resto bastonato. Abbiamo introdotto, per esempio, nella lotta alla corruzione, lo stesso meccanismo, i sistemi di tutela a chi denuncia la corruzione, il cosiddetto whistleblowing, è una legge che abbiamo proposto noi. Perché non può essere scaricato sul cittadino l'onere di denunciare, di fare l'eroe e ribellarsi. Ecco a cosa serve il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è anche un elemento che riduce la conflittualità sindacale. Però da questo punto di vista vediamo da prospettive diverse lo stesso problema, entrambi lo vogliamo risolvere con strumenti diversi, noi perseguiamo questa via. Non per questo diciamo che non ci deve essere il rappresentante dei lavoratori che si occupa della sicurezza all'interno delle aziende, anzi abbiamo chiesto che abbia immediatamente tutti i dati disponibili per poter lavorare, ma l'intervento deve essere, lo ribadisco, di sistema. Se non c'è un sistema complessivo, scaricare all'interno dell'azienda o sul singolo lavoratore o sul singolo rappresentante sindacale o l'associazione locale che fa una battaglia specifica rischia di essere una serie di interventi a macchia di leopardo che non fanno crescere quella cultura come sarebbe invece adottando degli strumenti che sono di civiltà e che altri paesi già hanno. Io preferisco in questo paese una legge di rappresentanza che mi dica quali sono le forze in campo che fanno i contratti. Perché se in questo paese ci sono più di 900 contratti e soltanto un terzo è siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative di questo paese, cioè la CGIL, CISL-UIL e Confindustria, Piccola Impresa, Artigiani, eccetera, no, vuol dire che noi abbiamo 600 contratti in questo paese, cioè 2/3, che sono sottoscritti da imprese o da organizzazioni pirata. Questo è il problema sul quale bisogna lavorare, non il fatto che io do dei soldi a un lavoratore per stare a casa e aspettare cosa? Aspettare che qualcuno chiami a lavorare? Se lei riduce la cittadinanza a questo, paga un lavoratore per stare a casa, lei dimostra... Sul posto di lavoro ci sarà sempre nel momento in cui... io non ho l'applicazione dei diritti contrattuali sul mio posto di lavoro. Si è parlato prima di un problema con i centri per i servizi per l'impiego. Sì, sono arrivati in chiusura per cui si è parlato della formazione. Si è parlato della formazione. Lo conosci l'etto inserimento? C'è già un'agevolazione in questo senso, allora allarghiamolo. No, comunque magari dedicheremo, è radicale. Ho notato che dedicheremo un capitolo a sé al discorso a spiegare perché va a incidere proprio su quel bisogno di formazione che abbiamo, di reinserimento. Se no vanno i centri per l'impiego, chiedono il modo per reddito cittadinanza e stare a casa, quindi soldi. Questo lei sta... No, ma adesso apriamo una voragine, giuro che dedicherò tempo. Mi spiace che allora spiegamelo meglio, ma non con le semplificazioni che lei sta dicendo. Guarda, facciamo così. Fermola. Perché siamo fuori tempo. Lei sembra in conflitto di interessi. Ma di che problema stiamo parlando? Si vede anche lei, siamo in chiusura. Scusa un attimo, in Germania, in Danimarca, in Inghilterra il reddito di rappresentanza esiste, quindi finiamola con questa solfa che diamo i soldi a gratis. Funziona i centri per l'impiego, finiamola. Beppe Turuda, significa impiccarsi questo qui. Io non posso dedicherò una trasmissione al reddito di cittadinanza con incontro, parti sociali, politiche, promesso, perché può essere interessante. In chiusura, Turuda, siamo in chiusura. Avvocato, una battuta di chiusura perché... In chiusura, proprio perché queste diatribe sono tutte politiche, secondo me la base è la conoscenza. Quando si conosce ci si può organizzare meglio. L'impresa è un'organizzazione e l'organizzazione necessita di uomini e mezzi, ma necessita anche di controllo esterno, indipendente e risposta punitiva dello Stato quando serve, cioè sto pensando a chi viola gravemente la legge. Se è un modello collaborativo, come dice la Cassazione, noi che facciamo impresa, ovvero chi fa impresa, deve sapere che deve organizzarsi, pretendere dallo Stato, ma rigare dritto, e se tutti facessero la loro parte, forse gli infortuni si abbatterebbero. Okay, perfetto. Chiusura? In chiusura credo che dovremmo lavorare molto di più per fare entrare la cultura della prevenzione.
E quindi su questo concordiamo tutti in un modo o nell'altro. Riaffronteremo questo tema, non lo lasciamo comunque lettera morta, quindi io vi sollecito anche a sollecitarmi ad approfondirlo, anche ringraziamo ovviamente la partecipazione del senatore Endrizzi che si è cimentato in questo, ha dovuto studiarlo ben bene perché mi rendo conto che non era la sua tematica. Grazie ai nostri esperti e grazie a voi come sempre di averci seguito. Io vi lascio adesso al nostro angolo, 2 poltrone vuote poi si riempiranno perché parliamo di economia, parliamo di finanza con il nostro esperto Stefano Zara, e quindi restate con noi dopo la pubblicità. Grazie, buon proseguimento, buonanotte.